sarà da traino per tutto il movimento anche dilettantistico e quindi sono felice per la città, per i tifosi, per il movimento, ma permettetemi di dire che sono strafelice per il mio grande amico Mattia Colauto, che è partito anche lui con umiltà a fare il direttore sportivo. Mattia Colauto, che è stato un nostro grande allenatore delle rappresentative, che ha vinto dei titoli con noi e quindi sono strafelice per lui. Parte da un elogio al Venezia Football Club, appena promosso in Serie A, l'analisi del maestrino Beppi Ruzza, presidente del Comitato Veneto della Federazione Italiana Gioco Calcio. Così il calcio veneto si prepara a ripartire dopo la pandemia. Rappresenteremo il nostro impegno quotidiano, rappresenteremo il fatto che il Veneto è un comitato virtuoso e laborioso. Questo rappresenteremo, un comitato che non chiede quasi mai niente e che piuttosto è propenso a dare, propenso a concedere. Quindi, concretamente quali risultati importanti sono stati raggiunti in questi anni? Qualcuno? I risultati più importanti che ha raggiunto è che le nostre società non hanno pagato un euro di diritti di iscrizione in un momento di pandemia e quindi in un momento di crisi economica profonda. In vista della nuova stagione sportiva, queste le priorità. Il problema principale sarà quello di formare i gironi, di formare gli organici. Se noi partiremo con più gironi ma con meno squadre, avremo dei problemi di ripescaggio.